Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a 13°. Prima di partire però sfogliamo insieme il numero del settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Scossa al mercato dell'auto, questo è il titolo scelto. È davvero il momento di comprare elettriche o ibride? Il diesel ci sarà ancora? E se in Friuli viene cancellato lo sconto carburante? Ecco il navigatore per scegliere la propria vettura. E poi focus all'interno sugli oratori che diventano 4.0, le attività parrocchiali per i giovani in mano ai laici, la comunicazione passa attraverso i social, ecco le testimonianze. Il comune mette sotto controllo i termostati, succede nel Pordenonese dove è in corso un giro di vite su chi non rispetta i limiti in casa. E poi appello contro la strada assassina nel Goriziano, i sindaci chiedono un intervento risolutivo contro la pericolosità del vallone. Andiamo all'interno del settimanale per vedere come gli aspetti salienti dell'inchiesta. Ecobonus, partenza in salita per gli aiuti. Cosa succede? C'è tanta incertezza, le procedure per ottenere il contributo statale non sono ancora state definite nella nostra regione, però si lavora ai nuovi bonus pronti a fine mese. Qui abbiamo anche l'imbarazzo della scelta con un paio di modelli automobilistici, costi e velocità, autonomia e quant'altro, e sono auto elettriche, perché questo è il fulcro della questione, ovvero le auto di nuova generazione che fanno gola a i 4.000 euro per le vetture ibride, le richieste presentate città per città della nostra regione. Ecco qui appunto lo specchietto. Nella pagina successiva si parla di questa scelta, a qualcuno piace green, ed ecco qui una mappa, quella della nostra regione, dove sono presenti tutti gli impianti di gas metano sul territorio e le colonnine per la ricarica elettrica. Vi dico subito, Udine è la più virtuosa con ben 38 colonnine a disposizione di chi appunto guida un'auto di ultima generazione, un'auto elettrica, quindi anche ecologica. E qua si continua sempre con la carrellata di vetture più di grossa cilindrata che sono appunto elettriche e con tanto di dati sia relativi al costo naturalmente sia alla velocità raggiunta e l'autonomia. E poi la ricerca, il futuro è ibrido o elettrico, idrogeno ed energia solare restano utopie. Abbiamo sentito Giulio Croce, professore di fisica tecnica industriale al Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università di Udine. Proseguiamo sfogliando il settimanale ed ecco qua, parliamo di una realtà che ovviamente vuole stare a passo coi tempi e vive i cambiamenti di quest'epoca, e anche l'oratorio diventa 4.0 per avvicinare i giovani. Chi legge più un avviso appeso in parrocchia, punto di domanda? Beh, insomma, poca gente, e quindi anche i sacerdoti e i laici lo hanno capito e utilizzano Facebook e Instagram per comunicare con i ragazzi. Abbiamo sentito Giovanni Lesa, coordinatore dell'equipe giovani della pastorale di Udine, che ci ha spiegato come cambia il modo di comunicare. E poi anche focus su un ruolo sempre verde, che è quello dell'animatore, un vero e proprio supereroe. Qui parla Riccardo Pisu, 19enne di Gorizia, che ha realizzato un sogno. E poi diamo un indirizzo a chi è disorientato, la diocesi di Concordia Pordenone, quindi ci siamo spostati nel Friuli occidentale. Abbiamo sentito Anthony Puppo che fa parte appunto della pastorale giovanile della diocesi di Concordia Pordenone. Proseguiamo la lettura con invece un approfondimento legato ai fatti di attualità che si sono discussi questa settimana. Sementi legali ma usate in modo illecito. La procura di Udine apre un secondo capitolo dell'inchiesta sulla moria di api. Sono indagati 152 agricoltori ed è vietato l'uso di insetticidi in 236 terreni. Sono state tirate in ballo le autorità pubbliche e private che dovrebbero controllare. Paola Treppo e Rossano Cattivello hanno riassunto quello che sta accadendo. A ottobre il patteggiamento di 21 imprenditori per l'uso diretto del prodotto e insomma la semina
che deve essere fatta con macchinari adeguati e quando gli insetti riposano. Quello che è stato fatto e quello che di sbagliato e quello che sta accadendo a livello di indagini. Un ruolo fondamentale nelle indagini lo ha svolto il corpo della forestale regionale e poi l'ERSA a febbraio è corsa ai ripari e ha diffuso una nota tecnica con tutte le precisazioni. Insomma, un fatto di cronaca, un'inchiesta ancora in divenire, ma che su cui abbiamo voluto mantenere alta l'attenzione. Cambiamo argomento: cultura tra impegno e emancipazione, tempo di dedica, che festeggia i 25 anni con un'edizione che celebra Gioconda Belli, poetessa e scrittrice nicaraguense che da 74 racconta le suggestioni di un intero continente. E poi parliamo anche di spettacoli, perché venerdì prossimo sarà il grande giorno De André Popolare grazie alla PMFM. Abbiamo Patrick Givas, storico bassista della premiata Forneria Marconi, che racconta in retroscena della collaborazione di 40 anni fa e svela i contenuti di un tour già tutto esaurito che appunto venerdì prossimo 15 marzo arriva al Teatro Giovanni da Udine. E qui appunto l'intervista realizzata dal nostro Andrea Ioime. E infine, dulcis in fundo, ultime possibilità per dire la vostra. Lo sapevo, il quiz condotto da Alexis Sabot. Ecco qui l'ultima opportunità per poter ripescare la vostra squadra del cuore tra quelle eliminate al primo turno per accedere direttamente alla fase della semifinale. Trovate ancora il coupon sul settimanale, naturalmente sul sito www.ilfriuli.it, la possibilità di votare nella gallery. All'interno del numero anche, come sempre, l'impalinsesto di Telefriuli con tutti i programmi della settimana. Adesso con Tiziano Campigotto ci mettiamo in marcia, venite con noi, andiamo a Tricesimo. Eccoci arrivati a Tricesimo, accanto a me Andrea Costantini che appunto ci dà il buongiorno. Buongiorno, benvenuti, anzi bentornati a Tricesimo. Esatto, ben ritrovati e abbiamo un'edicola rinnovata che ha insomma cambiato il suo aspetto e quindi insomma è come essere in un ambiente nuovo, è come se fosse la prima volta. Torniamo quindi a fare un passo indietro, come è iniziata l'avventura qui a Tricesimo con l'edicola e insomma la storia del negozio. Allora, dunque, ricapitolando, i miei hanno cominciato 50 anni fa praticamente, anche qualcosa di più, dopo un'esperienza all'estero come i più facevano ai tempi. Papà ha deciso di prendere il negozio, il tabacchino eccetera eccetera, e io sono subentrato purtroppo alla sua morte nel 99 e da lì abbiamo cercato di adeguarci ai tempi, sviluppare le varie opzioni possibili per un'attività che oramai è diventata non solo commerciale ma anche di servizi più che altro. Esatto, un po' come raccontiamo sempre, anche i suoi colleghi alla fine offrono dei servizi, specie nei paesi insomma dove la cittadinanza ha anche piacere forse di muoversi poco e di trovare tutto vicino e in un unico punto vendita risolvere bollette, pagamenti. Assolutamente sì. Oramai appunto tabacchini, essendo punti tabacchini, edicole in particolar modo, perché comunque nonostante tutto l'afflusso è ancora significativo, voglio dire, danno la comodità oramai di visitare il mondo dei servizi a 360 gradi, quindi si paga dall'assicurazione al bollo stiamo subentrando nei servizi postali perché comunque la riorganizzazione un po' di tutte le filiere impone che diciamo, il terzista sia più conveniente, più veloce e quant'altro. Insomma, un'epoca nuova anche insomma, per voi, perché è un periodo forse di transizione, però vedo che c'è sempre una risposta grintosa da parte di questi edicolanti. Siete una categoria diciamo medio giovane e evidentemente avete le risorse. Diciamo che in atto c'è anche un ricambio generazionale giocoforza e comunque l'edicola in sé per il futuro dovrà per forza di cose unire i servizi. E qui bene o male tutta la filiera, a cominciare dal distributore locale eccetera eccetera, cerca di adoperarsi per dare una redditività che è sempre più difficile da far quadrare. Allora, lei è arrivato con dei mazzolini di mimose perché oggi è una festa insomma da ricordare, no? Direi proprio, sì.
È la festa della donna, almeno una rosa, sì, direi che è il minimo che si possa fare. Beh, e festeggiare tutti i giorni, però dai. Bon, sì, d'accordo. Però il pensiero è bello. Il pensiero, almeno questa giornata. E invece quando ci siamo visti lei ha detto: oh caspita, l'ultima volta che Telefriuli mi ha intervistato giocava ancora a Zico, che tra l'altro ha compiuto gli anni da poco. Com'era quell'Udinese e se segue ancora quest'Udinese di oggi? Boh, seguo l'Udinese perché sono friulano e non potrei portare un'altra squadra, è ridicolo, ma non credo sarà così facile vedere di nuovo giocare a quel livello, quello difficile. Auto elettriche, in arrivo dei bonus regionali, anche nazionali, eccetera. Cosa ne pensa di questa evoluzione anche del mercato automobilistico? Bisogna che venga incentivato in modo che la gente possa avere la disponibilità di cambiare queste autovetture, no? Soprattutto il diesel. Ecco. Hanno dei costi però piuttosto alti. Ma quando il mercato dopo si fa sempre più grande, i costi senz'altro diminuiscono. Il diesel dicono che potrebbe scomparire, tra virgolette, scomparire ovviamente, ma insomma sembra che stia andando verso il declino. Che cosa ne pensi? Diesel va bene, fino a ieri era la macchina più utilizzata, la motorizzazione più conveniente, adesso non so, ha cambiato tutto, quindi Questione di mode forse. Ma non lo so, forse di strategie di mercato, sì, cose di questo genere, insomma. Per me rimane sempre il diesel perché il benzina inquina di più. E anche a livello di prestazioni, ma Anche a livello di prestazioni. e come costi invece queste nuove macchine hanno dei costi molto elevati, no? Le cosiddette ibride. Sono molto elevati e non hanno ancora la performance adatta per questi motori qua. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è naturalmente per venerdì prossimo, andremo in piazzale Oberdan a Udine. Passo la parola ad Andrea per un saluto. Io saluto voi, ringrazio voi e vi porto i saluti di tante persone che non immaginavo così numerose vi seguono e vi apprezzano. Grazie di tutto. Grazie e buona serata.